Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano ragazzi, previsione di Palermo, AC Milan di Milano, siamo il Milan chiaramente, vediamo se riusciamo a dare continuità dopo la vittoria contro il Cagliari, fiori, perché il Milan non vince le partite consecutive dal 1600 avanti. Cristo, vai! E si parte. Povero Milan, una nobilissima decaduta, una delle più grandi squadre del calcio, della storia del calcio, perché onestamente... Insomma, i ricordi che ho... Insomma, volevo mantenere almeno i buoni ricordi della mia squadra, ecco, con i 18 titoli internazionali vinti, però... Vai Milan, attenzione Menez, Menez recupera palla il Milan, recupera palla il Milan, il gol della merda, è gol di destro, al Milan serve anche questo ragazzi, gol facili, destro segna, impietrito, il Barbera, grande Milan. Grande Menez, gol da calcetto, vaffanculo, devo segnarla. 1-0 Mattia Destro. Il Milan ha ancora una minimissima chance di andare in Europa League, ma proprio minima, che più minima non si può. E onestamente da milanista lo ammetto, non se lo meriterebbe neanche andare in Europa League. Menez, l'unico che fa qualcosa, molto altruista nel passaggio, quanto amo i gol della merda. 5 di recupero. Occhio. Mamma mia, che errore del Palermo. Attenzione però che dico. Attenzione Palermo. Salvataggio della vita. Menez. Geremia. Mamma mia di testa, bravo Lopez. 8 di cambi, ma la palla non esce più. Attenzione al contropiede rossonero. È sbilanciatissimo il Palermo. Menez. Menez ha regalato proprio il pallone. Gonzales. Bravissimo, vai De Jong. 87esimo, niente i cambi, non li posso fare, vaffanculo. Occhio. No, adesso teniamo questo 1-0 pesante. Come il culo della Bindi, Vitiello. Bravo Diego Lopez. Finisce qua ragazzi 1-0, nella realtà non so cosa prevedere. Al 90% però il Milan non vince, perché lo sappiamo che il Milan non può vincere le partite quest'anno. Raga, un saluto da Gumendo, ve ne siamo. Ciao!